Siamo tornati a Vinitaly, è un piacere essere tornati qui, è un piacere anche rivedere la città così viva, è un piacere essere ospiti di Vitevis. Sì, il nostro partner Vitevis, Cantine del Garda, al quale dobbiamo dire grazie perché ha scommesso con noi l'estate scorsa quando nasceva la società, è diventato oltre che partner un amico. Essere qui nella festa del vino mondiale insieme a loro per noi è una grande soddisfazione. Siamo felici anche per le cantine che possano tornare a mostrarsi, a farsi vedere una città viva, vedere comunque il mondo che va avanti, per cui è bello, è proprio una festa. E poi la W, vino e volley, perché comunque come Verona Volley è vino e volley, in questo caso si può pensare che si può giocare a volley, si può bere un bicchiere, si può comunque tenere un bel rapporto con il territorio, perché il vino del territorio veronese è pazzesco, ma non solo a Verona, e giocare a pallavolo a grandi livelli, quali stanno giocando i ragazzi. Perché a proposito mancano pochi giorni, cominciano i playoff challenge per il quinto posto, pronti per tornare in campo, intanto però bello essere qui, è bello davvero vedere anche una città, un intero business che torna a vivere. Questo mondo che è ripartito, quindi questo evento, la bellezza di vedere tutta questa gente, di vedere tutta la gente al palazzetto è uno spettacolo per noi. Siamo molto, molto contenti anche di avere il palazzetto pieno per questi playoff per andare in Europa e siamo contenti di poter competere adesso con la squadra tutta al completo, che abbiamo recuperato giocatori importanti che hanno giocato la partita con Monza con un po' di acciacchi e che adesso saranno pronti e carichi. Quindi ci tenevo a ringraziare Vitavis per l'ospitalità e ci tenevo a fare un brindisi con te, Fabio, a questi playoff quinto posto, e con l'augurio che insomma vadano per il meglio e ci si tolga qualche bella soddisfazione. Speriamo di stapparne ancora da qui alla fine del campionato e poi per il prossimo. Viva! Sì, buon Vinitaly!